È del 19 marzo 2023 il dato che vede un aumento di 3 casi di femminicidio in Italia rispetto all'anno scorso. La violenza di genere non si ferma, anzi, in aumento i casi in Italia. E se puntiamo la lente di ingrandimento a livello territoriale, in Veneto cresce il numero di uomini autori di violenza, utenti del centro regionale per l'ascolto e il trattamento rieducativo. Attualmente stiamo seguendo 42 persone, in aumento rispetto all'anno precedente di credo 4 unità, per cui abbiamo attivato 2 percorsi per autori di reato, quindi in codice rosso, abbiamo uno sportello a Vicenza, abbiamo uno sportello anche a San Vito di Leguzzano. Una sfida, quella alla violenza di genere, che le amministrazioni comunali affrontano in prima linea attraverso progetti rivolti all'educazione della comunità e soprattutto dei giovani cittadini. È un progetto nuovo e che parte proprio non tanto dalla condanna del comportamento, ma dal voler educare una società, una comunità a questo atteggiamento gentile. Infatti il bando si chiama proprio La Spinta Gentile. Un bando rivolto a giovani artisti dai 16 ai 30 anni, residenti nei comuni appartenenti al distretto 1 dell'Us7 Pedemontana e distretto di Asolo dell'Us2 Marca Trevigiana. Ogni partecipante dovrà presentare delle illustrazioni che si trasformeranno poi in etichette adesive. Questo stickers dovrà contenere un'immagine però positiva, un'immagine che spinga chi lo vede a con calma a farsi venire la voglia di attuare comportamenti gentili nei confronti dell'altro sesso.